Alla fine sono 4 i veneti eletti nel Consiglio federale del Carroccio, 2 i trevigiani, Giampaolo Gobbo e Giuseppe Canova, e poi 2 vicentini, Erico Umberto Pretto e Mara Bizzotto. Il Veneto, con 4 consiglieri, è l'unica regione a fare il pieno di candidati eletti, afferma Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. Oggi siamo tornati sulla strada giusta, più consapevoli delle nostre radici e fiduciosi delle sfide del futuro che verranno, commenta Alberto Villanova, capogruppo in regione. La seconda giornata del Congresso federale ha confermato per acclamazione Matteo Salvini segretario della Lega fino al 2029, un'assemblea che ha visto la consegna della tessera del partito al generale Vannacci e la presenza in videocollegamento di Marine Le Pen, Bardellà e Orban. Proiettato anche un messaggio della Premier Meloni che ha assicurato: andremo avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura. Premier alla quale dal palco Salvini ha detto di voler sottoporre la richiesta della Viminale. Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. È stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i sindaci, quello che gli elettori ci chiedono, e quindi sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni. Salvini ripercorre la storia della Lega, saluta Bossi, ricorda Maroni, omaggia Silvio Berlusconi, ribadisce i cavalli di battaglia del Carroccio, dalla rottamazione delle cartelle alla lotta all'immigrazione clandestina, al Green Deal, al patto di stabilità e poi quello che è l'obiettivo della Lega nel centrodestra. Io mi trovo benissimo con Giorgia e con i nostri alleati, ora siamo i secondi della coalizione, è chiaro che siccome l'importante è partecipare, vale sul campo di pallone, ma non vale in politica, l'obiettivo è di tornare i primi a tirare il gruppo, è chiaro.